Ben ritrovati dalla redazione. Il quinto giorno di convocazione del Consiglio Comunale di Trieste dedicato alla variante urbanistica Cesso Nord per la cabinovia si chiude con un nulla di fatto, fumata nera. Il voto non arriva e difficilmente arriverà neanche la settimana a venire, quando martedì e mercoledì prossimi l'Assemblea tornerà a riunirsi per discutere la sfilza di controdeduzioni alle 3.099 osservazioni e 37 opposizioni pazientemente compilate dai cittadini contrari all'impianto a Fune. Una cinquantina di volti tesi, tutti femminili, segnati dal peso degli anni, dall'incertezza del futuro. Nella sala Santi della Camera del Lavoro di Trieste si è consumato un momento cruciale per la vertenza a Tirso, con una conferenza stampa che ha messo a nudo tutta la drammaticità della crisi aziendale, l'agonia del tessuto industriale triestino. Le lavoratrici, molte nella fascia d'età tra i 50 e i 60 anni, si sono ritrovate in via Pondares per fare il punto su una situazione che i sindacati definiscono drammatica. Con la cassa integrazione straordinaria in scadenza il 30 settembre 2025 e lo spettro dei licenziamenti collettivi all'orizzonte, l'incontro di martedì 17 giugno con l'azienda si presenta per le 160 lavoratrici e lavoratori oggi in cassa integrazione come l'ultimo atto di una partita già scritta. È completamente rinnovata la flotta di treni regionali che serve la linea Trieste-Venezia via Portogruaro con treni di ultima generazione e arriva da oggi solo sulla tratta Trieste-Udine un nuovo modo di viaggiare, senza il biglietto digitale o cartaceo, pagando semplicemente avvicinando la carta di credito all'obliteratrice prima di salire dopo la discesa dal treno. Queste novità sono state annunciate dall'assessore regionale ai trasporti Cristina Mirante e dalla direttrice regionale di Trenitalia Elisa Nannetti in una conferenza stampa a bordo di uno degli ultimi treni consegnati alla regione Friuli Venezia Giulia nella stazione ferroviaria di Trieste. Con i 7 nuovi veicoli elettrici presentati di fronte alla cattedrale di San Giusto sale a quota 20 la flotta green degli autobus di Trieste Trasporti. Altri 20 mezzi sono già stati acquistati e verranno consegnati entro la fine dell'anno. Prosegue dunque l'ammodernamento del parco macchine della società di trasporto pubblico locale che punta a sostituire la metà della flotta entro il 2030. L'obiettivo è arrivare a 137 veicoli elettrici. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, in montagna poco nuvoloso o temporaneamente variabile, specie sulla fascia occidentale al confine con il Veneto. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 17 e 21, le massime fra 31 e 34, sulla costa minime fra 21 e 24, le massime fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.